Sia lodato Gesù Cristo. Tu sei il figlio mio, l'amato, in te mi sono compiaciuto. Questa voce dal cielo, sentita da Gesù nel suo battesimo al Giordano, ciascuno di noi la deve lasciare risuonare stasera nel proprio cuore, nella propria vita, nella propria coscienza. Tu sei il figlio mio, l'amato. Per ciascuno di noi il buon Dio riserva tutto il suo amore, tutta la sua sollecitudine. Il suo disegno di salvezza non è un generico disegno, ma riguarda personalmente ciascuno. Mentre noi infatti contempliamo il battesimo di Gesù al Giordano, non possiamo non riandare al nostro battesimo, al giorno in cui davvero quella voce, tu sei il figlio mio, l'amato, è diventata realtà. Nel battesimo siamo davvero diventati tutti figli di Dio, figli nel figlio, come San Giovanni ci ha ricordato nel passo ascoltato nella seconda lettera. Siamo diventati figli di Dio proprio perché nel momento in cui il suo Spirito discende su Gesù, discende anche su di noi e ci aggrega a sé, ci porta con sé. Ecco, carissimi, celebrare la festa del battesimo del Signore significa celebrare la festa della nostra grande dignità di figli di Dio in quanto battezzati. Carissimi, questa festa del battesimo del Signore, dicevo all'inizio, fa ancora parte del ciclo liturgico del Natale e funge un po' da cerniera tra le festività natalizie e il tempo ordinario che poi ci traghetterà verso la Quaresima e la Pasqua. Gesù, lo abbiamo ascoltato poc'anzi dal Vangelo, colui che in questo tempo di Natale abbiamo visto annunciato dagli angeli, venerato dai pastori, avversato da Erode e adorato dai magi, ora è adulto e si mette in fila insieme a tutto il popolo, ai suoi contemporanei, si mette in fila al Giordano per lasciarsi battezzare da Giovanni. E in quel momento, con la discesa dello Spirito, Gesù prende tra le sue mani la sua vita e la sua missione. È proprio quello, il momento del battesimo, che segna l'inizio del suo ministero pubblico, della sua evangelizzazione, del suo testimoniare l'avvento del regno di Dio. E inizierà la testimonianza di questo avvento del regno di Dio proprio con l'annuncio della conversione del cuore. Ecco, carissimi, nella misura in cui noi siamo davvero pronti a lasciarci convertire dalla parola di Gesù, dall'insegnamento del Vangelo, nella misura in cui siamo pronti a lasciare che le nostre coscienze vengano inondate dalla grazia di Dio, in questa misura saremo anche capaci di realizzare appieno la nostra vita, soprattutto la nostra vita di figli. Io credo che non ci sia insegnamento più grande, più utile, più necessario per gli uomini d'oggi che questo: testimoniare sempre, prendere coscienza ogni giorno che siamo figli di Dio e in quanto figli siamo anche eredi, siamo davvero destinatari dell'amore unico e sconfinato di Dio.
Sant'Agostino, contemplando questa rivelazione biblica, questo momento teofanico del battesimo, questo momento in cui Gesù nel suo battesimo si rivela nostro Salvatore, grida tutta il suo stupore, la sua meraviglia, guardando all'amore di Dio. Dio è amore, una frase breve di un solo periodo, diceva il grande Sant'Agostino, ma se la soppesi quante cose contiene. Dio è amore e chi resta nell'amore, abbiamo ascoltato poc'anzi dall'Evangelista San Giovanni, resta in Dio e Dio rimane in lui. Dio, carissimi, sia davvero la nostra casa, la casa di ciascuno di noi, e ciascuno di noi sia la casa di Dio. Restiamo dunque in Dio affinché Dio rimanga in noi, e se Dio resta in ciascuno di noi per contenerci, noi restiamo in Dio per non cadere. È davvero il nostro essere radicati in Cristo attraverso il battesimo che ci fa stare in piedi, che ci fa camminare spediti per le strade del mondo e della storia, e qualunque esperienza viviamo siamo certi di non essere mai soli. Il Signore è con noi per darci sempre la sua verità, il suo amore, il suo sostegno. Ed è per questo che proprio oggi, mentre contempliamo l'evento del battesimo del Signore, vogliamo anche noi rinnovare le promesse del nostro battesimo. La nostra professione di fede la rinnoviamo proprio come nella notte di Pasqua, riandando al giorno del nostro battesimo, perché quello scroscio d'acqua sia davvero il segno dell'abbondanza delle grazie e della misericordia del Signore. Così sia.